Presidente Serracchiani, quale significato possiamo attribuire a questo concerto sul Monte Santo? Beh, intanto con questo concerto, che tra l'altro collega due importantissimi festival, per noi il Festival del Mittelfest e ovviamente quello di Città di Castello, il Festival delle Nazioni, è il modo per ricordare tutti i caduti. Lo facciamo nell'anno appunto del centenario della Grande Guerra, lo facciamo in questo luogo, Monte Santo, che è estremamente simbolico ed è naturalmente anche il modo migliore per ricordare soprattutto in questi momenti quanto sia importante la pace. Perché la Regione ha ritenuto opportuno supportare questa manifestazione? Beh, intanto perché quest'anno abbiamo voluto dare un carattere forse ancora più internazionale di sempre al Mittelfest, che ha avuto tra l'altro uno straordinario successo, e perché appunto si collega con gli eventi della Grande Guerra, quindi la Regione non poteva non esserci, visto che questo è stato appunto un teatro, e tra l'altro siamo ospiti della Slovenia oggi, teatro appunto di sanguinose battaglie. Guardando anche quello che sta succedendo in questi mesi, non abbiamo capito proprio nulla della storia. Beh, direi che c'è un certo arretramento anche culturale. Se guardo l'Europa, dispiace davvero che questa Europa a cui tanti di noi hanno creduto, nella quale siamo cresciuti, è un'Europa che ancora stenta ad emergere. L'Europa più politica, quella dei popoli, ancora sembra lontana, tanto più in queste giornate nelle quali vediamo alzarsi i muri, respingere persone e oggettivamente, insomma, creare le condizioni di una divisione a cui non eravamo abituati ormai da tempo. Assessore Torrenti, una grande occasione di cultura, ma anche un momento per ricordare tante cose. Sì, un momento importante per ricordare la tragedia di 100 anni fa, la guerra, però ricordarla attraverso la musica, che è la cosa che unisce di più queste aree di confine. E oggi il concerto è straordinario proprio per questo, perché abbiamo sentito un Gobez che sembrava il più italiano di tutti, un Brahms che fa parte della nostra identità, è uguale per quanto riguarda Strauss piuttosto che Mascagni, quindi la musica dimostra quanto questi popoli di questa zona d'Europa siano vicini e che le differenze siano veramente poco importanti, e quindi diciamo un momento di gioia pur nella commemorazione di una tragedia di 100 anni fa. Ringraziamo molto ovviamente la Repubblica di Slovenia, il Presidente Pahor, che ha voluto ospitarci presso questo santuario, quindi diciamo ne siamo riconoscenti, e questa è stata un'occasione di nuovo di amicizia fra la Slovenia, la nostra regione Friuli Giulia e in questo caso anche l'Umbria col Festival delle Nazioni, che ovviamente insomma, ha portato questa orchestra viennese importante. Un rapporto di collaborazione tra Umbria e Friuli Venezia Giulia che può proseguire? Certo, noi ci contiamo molto, con il dottor Giubilei siamo stati d'accordo di rivederci a breve. Noi riteniamo che possa essere molto importante mettere a disposizione le reti di relazioni e di conoscenze che hanno i nostri festival principali e le nostre regioni. Quindi non c'è dubbio che l'Umbria, il Friuli Venezia Giulia, Mittelfest e il Festival delle Nazioni potranno continuare a collaborare, così come si è fatto anche già con Spoleto, ma forse anche in maniera ancora più efficace visto l'affinità che ci ha legati e che ci si è dimostrata in questa occasione.